Ma mi è bello che non siamo neanche in corto. Si è in corto il fiol più tardi perché era lui impisciata in camera. Dal canceo e si è in corto della luce. Io dentro ho detto come mai c'è luce in camera? Madonna, siamo mamma, cosa che era. In camera mia, cosa che era. Da pianza. Tutto mega tira fuori, tutto dagli armadi, dai cassei, un paio di altra volta. Tutto, non era più niente dentro. Il letto poi era del fa il letto. Mi sono stufa di queste robe, sono stufa. Ancora non si capacita la signora Sartori di quanto accaduto ieri sera nella casa dove vive con marito e figlio in via Santa Bonanuova a Treviso. I ladri sono entrati da una finestra sul retro ed hanno rovistato ovunque alla ricerca di soldi e gioielli. Magro il bottino, la tessera bancomat ed alcuni capi di biancheria. I gioielli di famiglia erano già stati razziati. Non è la prima volta infatti che l'abitazione finisce nel mirino dei ladri. Che altre volte mi portate tutto. È la terza volta che viene, eh? Non sia prima, è la terza volta che viene. Ladri scatenati anche a Quinto, ma in questo caso sono stati messi in fuga dai proprietari. È accaduto sabato notte in via Trieste. Mia nuora ha sentito dei rumori, anche delle voci, e niente, mi ha subito chiamato perché ha preso paura. Mi ha subito chiamato e dopo niente, sono andato fuori, sono andato giù per le scale, loro hanno sentito che non mi ha chiamato e basta, sono spariti. Un colpo studiato, secondo i proprietari, i ladri stavano tenendo sotto controllo l'abitazione. Secondo me hanno scogitato tutto perché mio figlio è andato, perché siccome deve sposarsi, allora è andato fuori con l'addio celibato con i ragazzi. Sembra una cosa, sembra proprio fatta organizzata, sembra. Oh. Le palazzine di questa via erano già finite nel mirino dei ladri che avevano razziato diversi appartamenti lo scorso dicembre. Indagano i carabinieri.